E ancora il dialetto siciliano con le sue innumerevoli declinazioni e inflessioni a farsi apprezzare e in taluni casi preferire anche nel calcio giovanile dei professionisti. Unica rappresentante siciliana tra i cadetti è il Palermo Football Club che perde in casa con il Cosenza. Osservato un turno di riposo in tutte le categorie nazionali a bocce ferme, nota di merito per il Trapani e per il Catania che occupano le primissime piazze del palcoscenico giovanile di Lega Pro. Beni Granata, guidati dai tecnici Alessandro Parisi e Mattia Rao, sulla stessa lunghezza d'onda è sintonizzato il club rossazzurro che condivide la vetta insieme all'Avellino con gli under 15 e insegue con gli under 17. Percorso decisamente più impervio per l'ACR Messina che alle difficoltà di un inizio stentato aggiunge le annose problematiche strutturali e una non limpida organizzazione e programmazione che parta dal basso, dinamiche salite alla ribalta molto rapidamente della cronaca nazionale. Iniziati già 2 settimane fa i massimi campionati giovanili siciliani, elite regionali, volano a punteggio pieno nella categoria Under 17 Atena Agrigento e Gamesport Ragusa, rispettivamente alla guida dei 2 gironi. Pareggio ricco di emozioni al Duca d'Aosta tra Real Catania e Accademia Siracusa, blitz esterno del Real Trinacria in casa della Fairplay Messina. Maggiore equilibrio negli Under 15 dove sono 5 le squadre a condividersi la vetta della classifica. Nel girone A scatto di Calcio Sicilia e Ciaculli, nel girone B a mandare un primo ma già forte segnale alla concorrenza sono Fairplay Messina, Catane Soccer e Accademia Siracusa. La stagione è ufficialmente decollata, sarà un lungo viaggio che ci accompagnerà fino alle finali di maggio che decreteranno le regine che succederanno nell'albo dei vincitori a Trapani e Siracusa.